La giovanile Calcio Messina nel campionato Under 17 regionale ha chiuso il girone d'andata al secondo posto in classifica, quota 26 punti, torna al Garden di Mini per affrontare la formazione Santa Teresina della Ionica, capace di firmare il blitz nell'ultimo turno. 4-1 sul campo dell'Orsa Promosport, vittoria anche per la formazione di Mr. Patti, netta in casa contro i Giovani Leoni. Vediamo allora le scelte del tecnico giallorosso con Cassi tra i pali, linea difensiva 3 De Francesco, Mendolia, Monteleone a centrocampo, sugli esterni Brunetto e Cucinotta, al centro Fugazzotto, Abate e Capillo, in avanti Ruggeri e Ragusa. Risponde la formazione di Santa Teresina con Bucalo tra i pali, Dinuzzo, Ceccio, Garigali e Mife in difesa, Alberto, Longo e Santoro a centrocampo, in avanti Muscolino, Giannetto e Rustica. Sembra essere tutto pronto allora per il film del primo tempo, grazie alle immagini a cura di Mirko Giacobello. Passiamo a raccontarvi della prima parte di gara. Arbitra la partita del signor Davide Quattrotto della sezione di Messina. Subito calcio di punizione che però finisce alto a opera di Abate al 9° minuto, azione personale di Garigali della Ionica, penetra in area di rigore sinistro che però viene rimpallato in calcio d'angolo al 36esimo di un primo tempo a dir poco scialbo. Ci prova ancora una volta la giovanile Calcio Messina, tiro dal limite da parte di Ragusa, il pallone però finisce ampiamente fuori. Si conclude così il primo tempo al Garden di Mili, reti bianche ancora, amici della Wisport, tra giovanile Calcio Messina e Ionica. Poche le emozioni che ci hanno concesso le due formazioni, pronte a rientrare in campo. C'è subito un cambio per Mr. Patti, dentro Pellizieri, fuori De Francesco al minuto 48. Occhio alla giovanile Calcio Messina, conclusione di Montenoni dalla distanza, buona la potenza. Da rivedere invece la mira del centrale ex Gescal al minuto 49, però la sblocca la giovanile Calcio Messina, calcio d'angolo, colpo di testa di Capillo ed è il gol che sblocca il risultato. 1-0 al Garden di Mili. La formazione peloritana riesce a sorpassare quella Santa Teresina con il proprio centrocampista che finalmente nelle ultime settimane si è sbloccato anche in zona gol al minuto 51. Reazione della Ionica anche qui da corner, il pallone ballonzola in area di rigore, la conclusione finisce alta sulla porta difesa da Cassi. Minuto 53, azione di sfondamento da parte di Giannetto che riesce a penetrare, ancora Giannetto, tiro deviato però non crea problemi al numero 1 della giovanile Calcio Messina. Minuto 54, bella l'apertura di Abate per Brunetto, l'ex Camaro prova a passare, riesce a farlo Brunetto col sinistro, potentissimo che però finisce alle stelle. Minuto 56, raddoppia giovanile Calcio Messina, calcio d'angolo battuto corto, il pallone arriva sul secondo palo, la torre di Ragusa, il gol ancora di Capillo e doppietta per lui. Prova a mettere la partita in discesa la giovanile Calcio Messina. Abbiamo visto grazie al nostro rallenti meglio come si è sviluppata l'azione in area di rigore, scatenato Capillo non riesce a reagire come dovrebbe la Ionica, che si accontenta di questo calcio di punizione di Giannetto, ancora Cassi che però mette una pezza, forse non c'era bisogno in questo caso, e mette il pallone in calcio d'angolo. 64esimo dentro Samuele Caruso per Fugazzotto, al 67esimo dentro Carpenzano per Abate, 80esimo tocca ad Arnaud per Ruggeri e poi il triplice fischio al Garden di Mili. Si conferma seconda forza del campionato la giovanile Calcio Messina che va a quota 29 punti, vincendo per 2-0 contro la Ionica. Decide la doppietta di Capillo. Amici della Wisport, un cordiale saluto e alla prossima.